L'Auditorium Baronio di Sora ha ospitato martedì 12 maggio la terza edizione del Festival delle Orchestre Scolastiche. Il progetto, promosso dal Consiglio Comunale dei Ragazzi di Sora, ha visto la partecipazione di 3 orchestre del territorio: l'Istituto Comprensivo Sora 2, l'Istituto Comprensivo Sora 3 e l'Istituto Comprensivo Evan Gorga di Broccostella. Il Festival delle Orchestre Scolastiche non è una competizione, ma un momento in cui i ragazzi delle varie orchestre si esibiscono per allietare i numerosi presenti sotto l'attenta direzione dei loro docenti di strumento. In apertura della manifestazione ha portato i saluti istituzionali del Comune il consigliere delegato alle politiche giovanili Francesco Monorchio, anche a nome della consigliera delegata alla pubblica istruzione Francesca Di Vito, che ha ringraziato tutti coloro che si sono impegnati per far sì che queste iniziative si concretizzassero. Vedo qui presenti i rappresentanti delle forze dell'ordine, che ringrazio per la loro presenza e per aver accolto il nostro invito. Vedo anche le presidi qui presenti, che poi avremo modo di ringraziare anche in seguito. E un ringraziamento chiaramente va a tutti coloro che hanno reso possibile questo evento, quali in questo caso in particolare i docenti di musica e di strumento. Quindi grazie per aver accolto il nostro invito, nonché anche alla scuola di Broccostella, che dimostra come questo territorio possa essere unito in queste iniziative così belle per i nostri ragazzi. Ringrazio poi il servizio civile che sta dando una mano nell'organizzazione, che ha dato una mano nell'organizzazione di questo evento e anche oggi nel pomeriggio. E chiaramente porto anche i saluti del nostro sindaco Luca Di Stefano e della consigliera comunale delegata all'istruzione Francesca Di Vito. Hanno portato i saluti anche i rappresentanti del Consiglio Comunale dei Ragazzi, il sindaco Lavinia Ferri ed il vice sindaco con delega all'istruzione Benedetta Celli. Oggi siamo qui per la 4ª edizione del Festival delle Orchestre, uno dei progetti ormai consolidati del Consiglio Comunale dei Ragazzi. È importante ricordarlo, questo è un festival, non una competizione, un'occasione per incontrarci, ascoltarci e condividere attraverso la musica, una delle espressioni più belle e universali dell'arte. Tanti strumenti diversi, ciascuno con la propria voce, riescono a suonare insieme e a diventare un'unica musica. È un'immagine semplice ma potente di ciò che anche noi ragazzi possiamo fare quando collaboriamo, ci rispettiamo e lavoriamo tutti insieme per un obiettivo comune. A tutti i partecipanti auguro di vivere questa giornata con entusiasmo, emozione e spirito di amicizia. Che la musica di oggi sia il segno di una comunità giovane, viva e capace di costruire armonia. Buon Festival delle Orchestre! Durante l'evento presentato dalla tutor del Consiglio Comunale dei Ragazzi, Ilaria Paulisso, sono state celebrate anche le premiazioni della 4ª edizione delle mini Olimpiadi studentesche, le cui gare si sono svolte nel mese di aprile ed hanno visto la partecipazione di oltre 200 ragazzi dei 3 istituti. Consegnate anche delle targhe di riconoscimento per la partecipazione alle dirigenti dei 3 istituti partecipanti. Ad aggiudicarsi la vittoria dell'edizione 2026 delle mini Olimpiadi studentesche è stato l'Istituto Comprensivo Sora 3. Tantissimi applausi per i ragazzi delle 3 orchestre che hanno deliziato i tanti presenti con la loro musica.